Assessore Zannier, l'occasione di festeggiare il patrono dei forestali è anche un'opportunità per fare dei bilanci. Quali le prospettive, quali le novità di questo corpo importante della regione? Sì, ma innanzitutto oggi veramente c'è la ricorrenza del santo patrono dei forestali in generale, quindi di tutti i forestali d'Italia, e a buon titolo il Corpo Forestale Regionale è qui per questo festeggiamento che ha una valenza anche storica, perché storicamente questa era un'attività estremamente importante e una ricorrenza che veniva celebrata con tutti i crismi, e credo sia giusto e doveroso che continui questa tradizione. È chiaro che nel momento dei bilanci, per quanto riguarda il Corpo Forestale Regionale, possiamo finalmente iniziare a parlare di eventi positivi. L'evento che ha portato all'inserimento di 60 nuovi operatori, giovani ragazzi che iniziano come guardie forestali, era qualcosa che attendevamo veramente con ansia da tempo, perché gli organici si stavano sempre più assottigliando. Questo porta a nuova linfa, porta a nuova capacità operativa e supporta un corpo che comunque, nonostante le difficoltà, è riuscito a garantire un numero impressionante di servizi in tutte le sue varie articolazioni. Gli ulteriori passi che riguarderanno il futuro invece saranno quelli di continuare con l'immissione dei nuovi operatori man mano che ci saranno i pensionamenti, ma anche di dare finalmente un assetto organico all'intero corpo, definendone una linea gerarchica che oggi è frastagliata, in quanto non è mai stato effettuato un'organizzazione, una riorganizzazione di questo tipo, che non è uno stravolgimento, ma è arrivare a quello che tra l'altro tutti gli operatori chiedono da tempo, ovvero avere una linea gerarchica completa. Questo ci consentirà di dare anche il giusto merito a quello che è il lavoro fatto da tutti gli operatori del Corpo Forestale Regionale.